Siamo al Mandorleo di Maurizio Grasso. Oggi Maurizio ha fatto qualcosa di molto particolare. Di che si tratta, Maurizio? Niente, ho contattato alcuni compagni di squadra che negli anni, nella stagione 98-99 vennero a Catania per portare Catania in Serie B. 24 anni fa. Troppi anni fa, e ho ricontattato tutta la squadra di quella stagione, compreso l'allenatore e il secondo allenatore, e li ho invitati qui a Mandorleo, e tutti quanti, fuorché un paio di defezioni, ma chiaramente non si può accontentare, non possiamo sempre avere tutte le persone disponibili, siamo riusciti a ritrovarci, a farci delle grasse risate, sostanzialmente quello. Abbiamo rivisto con dei video vintage da videocassetta riversati in DVD. Grazie a tuo padre Grazie a mio padre che filmò con una videocamera con delle inquadrature pessime, voglio dire, comunque è sempre un ricordo in cui millantavamo delle doti tecniche e balistiche incredibili, riguardando la partita facciamo veramente schifo, visto così. Però giocava bene la squadra. Però no, giocavamo a pallacanestro, a differenza di ora dove non si gioca a pallacanestro, noi giocavamo a pallacanestro e poi potevamo sbagliare il tiro, ma giocavamo a basket, era una cosa un po' diversa, molto più. C'erano ancora i 30 secondi, guardavamo che la linea da 3 era mezzo metro più avanti, è un'altra pallacanestro. E dunque sono venuti tutti i ragazzi, poi pian piano li chiamiamo, li facciamo venire qua, compreso il coach Laneri. E se noi pensiamo al fatto che in 50 anni di Catania le uniche 2 promozioni sul campo sono state quella nostra in quella stagione e quella del 2018, l'Alfa, sì, quella dell'Alfa esatto. Catania 2018, dove comunque era già diverso, ma era già diverso una pallacanestro per 1000 motivi. A livello di budget i costi di una salvezza di quegli anni era il costo di una vittoria di stagione regolare qua. Più o meno quelli sono gli importi, cioè tu non ti salvavi col budget con i quali quest'anno tu vinci un campionato con le debite proporzioni economiche, e chiaramente questo comporta dei grandi dispendio di soldi e di energie. Altra cosa che è fondamentale notare è che in una squadra che ha vinto di giocatori di Catania non c'è nessuno. Cioè nel senso che per far capire c'era Ciccio che era il nono in teoria sulla carta, poi ci dava una gran mano, e Allegra che era il decimo. Sostanzialmente i 8-9 giocatori che erano in campo, che giocavano più minuti, non ce n'era uno che fosse di Catania, e adesso guardando, che so, tipo Gravina, Cus eccetera, sono sostanzialmente tutti catanesi, infatti il livello è basso. È meglio da un punto di vista, dall'altro, non tanto. Guardavamo che eravamo 3 lunghi di 1,98 m, 97, 99, vado a vedere una parete di C Gold e il lungo è 110 kg di 20 anni per 1,85 m. È un'altra pallacanestro, non me ne vogliate, poi è cambiato. Anche il play, per esempio, Fabrizio Natica è bello alto. Adesso viene Fabri, adesso chiamiamo Fabrizio. Il primo viene dall'altra parte. Dell'esempio. Un esempio è Fabrizio. Sei 1,80 m? Scarso, 1,88 scarso. Però le braccia lunghe, però gli arti lunghi lui. Il vantaggio suo è che le maniche arrivano dappertutto. Per cui Fabri, ed era se avesse avuto, com'è che disse quella volta Zeccio, se avesse avuto i piedi veloci come le mani, sarebbe andato in nazionale. E che sostanzialmente è vero che le braccia erano velocissime, i piedi un po' più lenti, però figo, non si può avere tutto, a parte la bellezza. Vado a chiamare qualcun altro.